là di ogni polemica, migliaia di persone si sono recate in piazza San Marco per festeggiare il 25 aprile e il patrono della città. La questura aveva vietato alle varie associazioni qualsiasi manifestazione di carattere politico. Tutto si è svolto all'insegna della festa. Oggi ci sono le genti venete, le genti di San Marco, ci sono i veneziani innanzitutto che per un giorno si sentiranno ancora orgogliosi di essere riconosciuti continuatori di quella che deve essere la continuità della nostra grande storia, che non è mai cessata, fino a quando anche un solo veneziano veneto ci sarà e sventolerà la bandiera del nostro santo patrono, sarà dimostrazione di continuità. Qualche attimo di tensione si è registrato all'arrivo dei No Global, non ci sono stati scontri e questo, ha sottolineato il sindaco che ha dato il via alla festa sulle note di Vivaldi, è sintomo di tante idee che sanno convivere. Siamo in tanti con tante sensibilità diverse, però questa è la nostra città, è la città di tutti e deve essere aperta a tutti. E questa è l'idea, che un marchio come Venezia, come il Leone di San Marco, possa tornare a essere l'esempio di libertà. Avevamo detto stamattina, lo ripetiamo adesso, la libertà e la democrazia devono vincere sempre, il rispetto uno dell'altro. E tante sensibilità diverse, ma tante passioni insieme possono tornare a far vivere questa città e dare una speranza di futuro ai giovani, che è quello che veramente tutti penso vogliano. Fino a 2 anni fa era completamente ignorata la festa patronale, anzi proprio noi di Raisa Veneta avevamo lanciato in un certo senso questa mossa un po' provocatoria di dire non è possibile che nella nostra piazza il giorno di San Marco fosse interdetto festeggiare San Marco, senza politica, senza prevaricazioni, senza violenza, ma solo con cultura. E a quanto pare, per fortuna, quando ha cambiato l'aria è stato percepita questa volontà di poter liberamente festeggiare come tutte le città italiane. Presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale. Un bel momento, una bella giornata e speriamo che appunto tutti in nome di San Marco oggi festeggino una ricorrenza che è importante, quindi viva San Marco!